Ok. Buonasera a tutti e a tutti, grazie e benvenuti a chi è collegato con noi a nome della CGIL del Veneto e dello SPI del Veneto, e grazie anche ai nostri ospiti che hanno accettato il nostro invito e che vedete in questo momento. Grazie a Laura Stopponi, responsabile dell'Ufficio Europa di Caritas Italia, a Gregor Kovlachuk, spero di averlo detto giusto, coordinatore del progetto di emergenza Caritas in Polonia, ad Alessandra Moretti, eurodeputata del PD che da sempre è impegnata sul fronte dei migranti in Europa, e a Leopoldo Tartaglia del Dipartimento Internazionale dello SPI CGIL nazionale. Grazie davvero. Io farò una breve introduzione, sono Silvana Fanelli della CGIL del Veneto e poi avremo il piacere di sentire gli interventi dei nostri ospiti. Un anno fa circa ci eravamo trovati su criticità di questo tipo. Torniamo oggi ad occuparci delle drammatiche situazioni che vivono i migranti che giungono sul territorio europeo attraverso le rotte di terra. La rotta balcanica un anno fa, la situazione del confine tra la Bielorussia e la Polonia oggi. Questa iniziativa non del tutto casualmente si colloca all'indomani della giornata della memoria, perché pensiamo che memoria e impegno debbano essere due elementi fondamentali contro l'indifferenza. Siamo consapevoli, certo, della profonda differenza di queste due vicende storiche, l'Olocausto di ieri e la crisi dei rifugiati di oggi. Ma purtroppo sappiamo che queste due stragi hanno degli elementi comuni: una violazione radicale e massiva della dignità delle persone e la riduzione dell'uomo a cosa, che diviene oggetto di torture, di vessazioni, strumento di bieca politica estera. Vogliamo allora riflettere insieme ai nostri ospiti su come individui e governi debbano assumersi le proprie responsabilità rispetto a questi temi, nel passato ma anche nel presente. E nel presente guardiamo a quello che sta succedendo in Polonia, al confine con la Bielorussia. Purtroppo non è una novità. Infatti, se qui le persone vengono abbandonate al freddo, bloccate dai fili spinati e sorvegliate da migliaia di militari, in Croazia i richiedenti asilo vengono picchiati e riportati in Bosnia. Ma la situazione del confine bielorusso è forse ancora più grave, perché non è consentito a nessuno di entrare, non è consentito portare aiuti, tanto che anche noi, quando abbiamo deciso insieme CGIL, SPI, le nostre categorie, di dare un supporto concreto e di fare una raccolta fondi per dare il contributo, abbiamo avuto difficoltà di individuare un soggetto affidabile, che abbiamo trovato nella Caritas, ed è a loro che faremo pervenire questa donazione per il progetto di emergenza in questa parte d'Europa. Ma ci lascia stupefatti il fatto che formalmente le norme dell'Unione Europea consentirebbero a queste persone che arrivano in Polonia di chiedere l'asilo. Invece sembra esserci quasi una sospensione di questi diritti, tanto che, come dicevo, anche le iniziative di soccorso sono difficili, e credo che Gregor e Laura ci racconteranno meglio di quello che possiamo fare noi la reale drammatica situazione. Una situazione che però è anche legata forse a un fallimento nella pratica delle politiche migratorie dell'Unione Europea. Politiche che hanno inteso le migrazioni non come un fattore strutturale e potenzialmente positivo, ma lo guardano sempre come un fattore di crisi. Tanto che anche le proposte più recenti, che andavano verso un superamento del regolamento di Dublino, la promozione di un comune sistema europeo di asilo, oltre naturalmente alla necessità di un potenziamento dei controlli della frontiera dei rimpatri, purtroppo anche queste proposte vengono disattese dagli Stati membri, soprattutto dell'Est e del Sud Europa, a volte anche l'Italia.
determinando nella realtà che i richiami ai principi di solidarietà restano sulla carta, così come l'attenzione all'integrazione. Invece ci si concentra sul controllo e la chiusura delle frontiere. Oggi non esiste un modo legale per entrare in Europa. L'unico modo per ottenere il diritto di protezione è l'ingresso illegale, che però, voglio dirlo con chiarezza, non vuol dire essere clandestini. A differenza di quella che è la narrazione corrente e strumentale, anche se l'arrivo è legale, il richiedente asilo che è in attesa di una risposta formale di un paese ospitante non si trova in una situazione irregolare, ma è definita dalle norme di questi paesi e quindi è sbagliato e fuorviante, lo vogliamo dire con chiarezza, parlare di clandestini, a meno che, certo, l'obiettivo non sia quello di usare queste persone per scopi politici diversi. Credo che sia importante, e mi avvio alla chiusura, dare qualche piccolo dato, perché oggettivizzare i fenomeni aiuta a modificare le percezioni. Non è mai sufficiente, perché i cambiamenti culturali richiedono invece tempi lunghi e pluralità di interventi. La migrazione, lo sappiamo, è un fenomeno globale e globalizzato. Ma negli ultimi 20 anni, anche se il numero assoluto i migranti internazionali sono cresciuti, in percentuale della popolazione globale rappresentano sempre circa il 3,5% e quindi contraddice quell'idea che siamo delle invasioni. Ma chi è aumentato sono i migranti forzati, quelli legati alle guerre, alle persecuzioni, alle crisi ambientali. Migranti che per i 2/3 quasi restano nei paesi di origine e nei paesi del sud del mondo e che quindi solo in via minoritaria arrivano nel nostro continente. Continente Europa che vede un 5% di cittadini di origine extracomunitaria, a cui va aggiunto un 3% di migranti intracomunitari, ancora a dimostrare che questa narrazione delle invasioni è demagogica e strumentale. Crescono i permessi per motivi di lavoro, mentre quelli umanitari che avevano raggiunto un picco nel 2015 e nel 2017 hanno iniziato a scendere dal 2018 e credo non ci sfuggirà come dire, il legame con la crescita dei populismi, dei nazionalismi, le normative nazionali restrittive nei confronti delle migrazioni illegali. Ma cosa dobbiamo fare per affrontare questa situazione affinché l'Europa diventi quel luogo più solidale e accogliente che noi vogliamo? La Commissione von der Leyen aveva presentato, lo dicevo anche prima, delle proposte per portare una maggiore attenzione all'immigrazione ai paesi più esposti come quello italiano, ma il linguaggio usato molte volte, la pratica dei fatti, in particolare dei paesi dell'Est, ha boicottato queste iniziative e ha puntato a una non gestione dei fenomeni migratori per quegli scopi di politica estera che noi contrastiamo. E come dicevamo prima, l'attenzione invece si è concentrata non sull'integrazione e l'accoglienza, ma sulla difesa dei consumi, sulla costruzione di muri, di fili spinati, utilizzando anche fondi che dovevano essere destinati a ben altri progetti. Cosa serve, pensiamo, solo velocemente? Un cambio del linguaggio che viene utilizzato da tutti noi, dalle istituzioni e dai media in primis, ma in tutti i documenti che devono riguardare il fenomeno migratorio. Pensiamo che l'Unione Europea debba favorire la cooperazione equa e trasparente con i paesi terzi, ma quelle cooperazioni con quei paesi che non limitano i flussi migratori con sistemi coercitivi. Bisogna definire canali di accesso regolari, soprattutto per coloro che fuggono, come dicevo prima, da guerre, persecuzioni, crisi ambientali. Va garantita, certo, una gestione delle frontiere, ma ricordando che coloro che sono alle nostre frontiere sono persone titolari di diritti. Devono essere protetti dai respingimenti e dai trattamenti inumani e degradanti.
Va rafforzato il sistema europeo di asilo e va riformato, ormai quasi ci siamo stancati di dirlo, il sistema Dublino. L'emergenza del confine bielorusso, le altre emergenze che abbiamo in altre parti d'Europa, oltre a crisi internazionali che si affacciano all'orizzonte, naturalmente diversa, ma penso anche all'Ucraina, ci impongono di cambiare le nostre strategie e di non farci trovare impreparati ancora una volta ad affrontare queste crisi, a danno di centinaia di migliaia di persone a cui non vengono garantiti i livelli minimi di diritti umani. Si potrebbe magari dare un primo segnale, potrebbe essere resa più cogente la recente risoluzione del Parlamento europeo del maggio del 2021 che raccomanda a tutti i paesi dell'Unione la sottoscrizione della Convenzione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie. Questa convenzione è stata approvata dall'ONU nel lontano 1990. Nessuno Stato membro dell'Unione Europea, compresa l'Italia, l'ha ancora ratificata. Servono dei segnali concreti, serve che non si spengano mai le luci su questi fenomeni, per questo la CGIL, lo SPI del Veneto promuove questa iniziativa, promuove la raccolta fondi e ancora una volta vi ringrazio per il vostro intervento. Io ora lascio la parola a Laura Stopponi, la responsabile, come dicevo, dell'Ufficio Europa di Caritas Italia, che credo potrà raccontarci e illustrarci la situazione e il progetto che anche noi vogliamo sostenere. Grazie. Grazie infinite. Penso che hai toccato i temi centrali per i quali noi da anni stiamo cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica, e quindi ringrazio per questa occasione perché per noi è molto importante. Il tema delle migrazioni è un tema molto complesso, si tende a semplificare, mentre invece va affrontato nella sua interezza e nella sua complessità. Noi sappiamo che sono persone che fuggono dalla guerra, immaginiamo la rotta, che arrivano dal Mediterraneo. Ora noi oggi ci concentriamo sulla rotta balcanica, quindi quelle persone che arrivano dall'Afghanistan, dalla Siria, dall'Iraq, dall'Iran, quindi zone tormentate spesso dal conflitto, che quindi spingono per arrivare alla ricerca di una vita migliore. E questo non significa che noi dobbiamo aprire del tutto le porte o che si vuole dire tutti hanno il diritto di entrare. Quello che noi chiediamo è una gestione umana e rispettosa, come si diceva, dei diritti dell'uomo, perché la dignità della persona è alla base del nostro vivere. Se noi non lo riconosciamo oggi agli altri, domani non lo riconosciamo a noi stessi. Quindi già questo è la base della convivenza civile. E le ha toccato una serie di questioni, dove si può intervenire, cioè tutta la gestione degli arrivi, perché abbiamo chiesto ad alcuni paesi fuori dall'Unione Europea di tenerci i migranti, perché non li vogliamo dentro. È proprio di poco tempo fa, del 7 gennaio, del mese di gennaio, l'approvazione o in fase di approvazione le misure anti-immigrazione della Danimarca, la quale ha approvato una legge che praticamente approva la possibilità di siglare degli accordi con paesi esteri. Io vedo quello del Ruanda, ma è in corso anche trattative con l'Egitto, con la Tunisia, con l'Etiopia, per creare dei luoghi esterni dove queste persone possono sostare in attesa eventuale di una pratica, dell'avvio della pratica per la richiesta d'asilo. Oppure i respingimenti che vediamo tra il confine tra la Turchia e la Grecia, tant'è vero che il Papa, appena andato a dicembre a Lesbo, ha detto: non parliamo più di un mare nostrum, ma parliamo di un mare mortum, perché i morti aumentano, altrettanti quanti ce ne sono poi sul Mediterraneo, dalla Libia per arrivare in Italia, mentre assistiamo a degli respingimenti brutali, quando invece si potrebbero organizzare dei canali, abbiamo parlato recentemente, vediamo che siamo molto impegnati sul tema dei corridoi umanitari, proprio oppure prevedere delle vie di ingresso legali in modo tale da evitare che la gente muoia oppure sia in mano ai trafficanti. Poi c'è tutto il tema dell'accoglienza, sul quale noi stiamo cercando di intervenire, di premere le autorità locali
perché nella maggior parte di questi paesi, soprattutto dove queste persone transito, l'accoglienza è diciamo, un'accoglienza, io la chiamo securitaria. Se noi vediamo i nuovi campi profughi che sono stati costruiti in Grecia, ma anche l'ultimo che è in fase di costruzione a Lipa, dove l'anno scorso era successo l'incendio, sono dei campi di concentramento, sono delle belle baracche messe in un posto totalmente isolato, lontanissimo dalla prima comunità, per cui immaginate i tanti bambini minori che si trovano accolti in questi campi, come possono proseguire gli studi o svolgere una vita mediamente normale. E quindi lavorare sull'accoglienza e sulla possibilità quindi di, piuttosto che mettere le guardie armate fuori dalla porta, cioè fuori dai cancelli, diciamo, e controllare l'ingresso e l'uscita di questi migranti, impedire alle organizzazioni non governative di entrare per poter svolgere delle attività anche semplicemente di animazione nei confronti di queste famiglie, il supporto psicosociale, di distribuzione a volte anche di generi di prima necessità, questo è qualcosa che si può cambiare. E quando si può, io direi, non darei tutta la responsabilità soltanto all'Europa, perché poi l'Europa è fatta dagli Stati membri, noi sappiamo che le politiche migratorie è anche una competenza nazionale. Certamente l'Europa, e io qui riporto la testimonianza, diciamo, la grande testimonianza che ci ha dato il Presidente del Parlamento David Sassoli, il quale era molto impegnato su questo fronte. Si può fare diversamente, quindi l'Europa, diciamo, intesa come Unione Europea, quindi con le sue strutture, sicuramente può dare dei messaggi agli Stati membri e può approvare delle direttive che vadano in una certa direzione, ma anche noi comunità dobbiamo spingere i nostri Stati affinché vengano adottate delle leggi e delle misure che siano attente all'uomo, cioè al rispetto di quei diritti fondamentali. Si parlava prima della ratifica della Convenzione, ma anche il fatto che non abbiamo siglato il patto globale sull'immigrazione, cioè laddove si cerca di regolare queste migrazioni e diciamo, noi non partecipiamo. Per cui, diciamo, e poi c'è tutto il tema dell'integrazione. Spesso queste persone vengono lasciate, immaginiamo i migranti che sono in Turchia ormai da 10 anni, tutti i profughi, la maggior parte di loro sono profughi siriani, ma i 100.000, i 150.000 che sono presenti in Grecia e i tanti che sono ormai distribuiti nei vari paesi lungo la rotta balcanica, i quali sono praticamente da anni chiusi in questi campi. Il loro unico obiettivo è quello di attraversare la frontiera, il famoso The Gaming, prima era in Bulgaria, Ungheria, adesso siamo arrivati alla Croazia, ieri era la Croazia, oggi è la Bielorussia, la Polonia, perché quello che è avvenuto è addirittura ancora peggio rispetto a quello che può essere avvenuto in altri stati, dove lì i migranti sono stati utilizzati in maniera strumentale per questioni politiche. Quindi vediamo queste persone che vengono diciamo, utilizzate, gestite come se fossero degli oggetti, non delle persone. Ecco, su questo Caritas ha cercato in tutte le maniere. Noi stiamo lavorando di diciamo, provare ad alleviare le sofferenze di queste persone, al di là di essere presenti in Afghanistan, in Siria, in Iran, in Iraq. Stiamo cercando, attraverso tutta una serie di attività e un progetto ampio regionale, di coordinare e di sostenere le realtà locali che operano nei campi. Quindi le nostre attività sono principalmente di un lavoro sull'accoglienza, quindi la distribuzione, l'organizzazione di servizi che diano anche un po', diciamo, che traducano concretamente quanto io sto dicendo, quindi l'accoglienza espressa in maniera diversa. A volte noi diciamo, non ho mostrato delle fotografie, ma un conto è la famiglia che viene chiusa nel campo, che non può uscire, che sta in mezzo al fango e che deve ricevere diciamo, il mangiare in piedi, un conto poter costruire delle strutture di accoglienza, noi li chiamiamo i social caffè, dei luoghi piccoli dove è bastato mettere dei fiori, dei quadri, dei colori, dove i bambini possono giocare, dove gli adulti possono ricevere una tazza di tè, si possono sedere al caldo e chiacchierare. Le due realtà sembrano diciamo, delle banalità, ma in realtà sono, diciamo, rispecchiano, danno proprio le due facce di come si può diciamo, gestire l'immigrazione in maniera umana.
C'è anche tutto un lavoro di formazione, perché la maggior parte di questi paesi si è trovato tra il 2015 e il 2016 a gestire grandi numeri con tutta una serie di problematiche. Voi immaginate che queste persone sono famiglie con bambini, minori non accompagnati, con una marea di problemi anche solo psicologici, di problemi fisici, e hanno bisogno di assistenza legale, assistenza psicologica. Quindi provare ad aiutare sia le organizzazioni locali che l'istituzione a mettere in piedi dei servizi che possono essere, diciamo, che possono andare incontro al migrante. Quindi attività formative, attività anche di sensibilizzazione delle comunità. Molti problemi noi li abbiamo avuti anche perché le comunità non sono ostili, ma dopo anni che si sono trovate a una non gestione dell'immigrazione, naturalmente anche una persona normale che trova il migrante abbandonato nella piazza o che, diciamo, pensate all'isola di Lesbo, c'erano in certi momenti che il numero dei migranti, un po' come Lampedusa, era il doppio del numero della popolazione locale, una popolazione che viveva di turismo. È logico che dopo qualche anno la popolazione comincia a reagire, quindi anche tutto un lavoro di sensibilizzazione ma di coinvolgimento anche delle comunità locali per una gestione diversa dell'immigrazione. È un lavoro anche di pressione, perché, diciamo, il poter organizzare dei momenti come questi, organizzarli anche localmente, incontrare, costruire delle reti e diciamo, dei luoghi di incontro e di confronto con le autorità locali e con le autorità europee, dovrebbe portarci a un cambiamento della situazione. Si auspica che, diciamo, parlando, negoziando, ragionando e presentando delle proposte alternative a questa gestione delle migrazioni, possa in qualche maniera costruire, diciamo, un cambiamento. Quindi servizi e attenzione alla persona, formazione, diciamo, attività, diciamo, con le comunità e, diciamo, attività con le istituzioni. Queste sono le 4 aree di lavoro e lo stiamo facendo praticamente in tutti i paesi della rotta balcanica, e adesso, grazie anche al grande lavoro che sta facendo Caritas Polonia, noi stiamo sostenendo, in questo caso Caritas Polonia e la Caritas Bielorussia sono molto attive sul territorio, quindi il nostro ruolo diciamo, si limita quindi a sostenerli sia economicamente, ma anche ad organizzare momenti di questo tipo per poter poi, diciamo, supportarli nel lungo periodo, perché naturalmente sono situazioni, per quanti numeri siano scesi, che certamente non scompariranno domani. Io penso, diciamo, di aver, diciamo, superato il tempo, quindi vi ridò la parola. Grazie. Grazie Laura davvero per questo quadro e per farci capire cosa si può fare davvero nella pratica, qual è il supporto. Ora darei la parola a Gregor Kowalczuk con il supporto di Leopoldo che ci aiuterà nella traduzione e nell'intervista a Gregor. Hey, so good evening to everyone. I would like to say, as the first thing, I would like to say that I'm really thankful for this invitation, because I think it's really important to share what is happening on the border, what was happening, what is happening, and what might happen in the future. Sì, buonasera a tutti quanti, ringrazio, e credo importante scambiare con tutti quanti quello che sta avvenendo al confine fra la Polonia e la Bielorussia. Yes, so I would like to say thank you to Caritas Italiana and to Laura for the invitation. Grazie alla Caritas Italiana e a Laura per la presentazione. Yes, so my name is Grzegorz Kowalczuk and I'm a staff member of Migrant and Refugee Assistance Department in Caritas Poland. I am also a field coordinator for the Polish Caritas response on the border. Allora, il suo nome è Gregor Kowalczuk, non lo so pronunciare bene naturalmente, ed è membro del gruppo di coordinamento di assistenza all'immigrazione della Caritas polacca. Mm-hmm. And so I suspect that many of you have the knowledge about the situation on the Polish-Belarusian border. But anyway, I would like to start a bit with the causes of it. And then I would like to tell you about the most important events that have taken place so far. And that probably I'm able to tell you a bit about the current situation.
Penso che molti di voi siano più o meno a conoscenza di quello che sta succedendo al confine tra la Polonia e la Bielorussia, e comunque cercherò di darvi delle informazioni su su quello che stiamo facendo e su qual è la situazione attuale. Yeah. So there is a new migration path to European Union that is coming from Belarus to Poland and then to other countries in European Union. And Poland is an entry point for foreigners who left their countries due to the instability, insecurity, and violence to seek international protection in Europe. So since August 2021, the numbers of illegal border crossing from Belarus to Poland drastically increased. Sì, diciamo che si è creato una nuova rotta per la ricerca da parte dei profughi, dei migranti di sicurezza, maggiore dignità e migliori condizioni di vita in Europa, ed è il passaggio appunto fra la Bielorussia e la Polonia e altri paesi europei. Questa nuova rotta, diciamo così, si è andata incrementando notevolmente da agosto del 2021. Mm-hmm. And this event has resulted in sealing the border, concentration of large numbers of border guards, military and paramilitary units, and also caused the introduction of a state of emergency in the territory next to the border with Belarus. Sì, ma la risposta, diciamo, è stata quella da parte della Polonia, non solo della Polonia, della chiusura dei confini, dell'ammassare ingenti forze militari a controllo delle frontiere, appunto in quelle aree in cui il confine, diciamo così, era poroso fra la Bielorussia e la Polonia, e di decretare per queste stesse aree lo stato di emergenza interno alla Polonia. Yeah. And because of this sealing of the border, on the Belarusian side, the amount of people that get stuck there was in the beginning of November gathered around 4,000 people. Sì, il confine, diciamo, in qualche modo è stato sigillato a contrario anche nella Bielorussia, anche se in realtà appunto i bielorussi spingevano i migranti a venire in Europa, però c'è anche lì un grande concentramento di truppe e diciamo questo confronto, questa chiusura dei confini ha prodotto il fatto che almeno 4.000 migranti alla fine di novembre sono rimasti bloccati in qualche modo fra le due parti dei confini. So, according to the testimonies of foreigners that arrived to Belarus, they were transported from the main airports. They were transported to the border by the Belarusian officers, and they were accommodated in, let's say, ad hoc created spaces for them. Sì, diciamo sulla base delle testimonianze di osservatori stranieri, in realtà la presenza dei migranti ai confini bielorussi verso la Polonia e verso altri paesi europei è stata creata con il trasporto organizzato dalle autorità bielorusse di queste persone dagli aeroporti al confine, dove sono stati creati degli alloggiamenti provvisori, delle tende, degli accampamenti per farli rimanere lì e poi mandarli verso il confine. Yeah, because it's really important to say that due to this state of emergency, we have really big limitations in terms of access to data. Yeah, we don't know what is happening on the border so much. We can just base it on either the information that we are receiving from the border guards, or we can make it on the secondary data that other organizations are gathering. Sì, bisogna dire che appunto a causa dello stato di emergenza che è stato immediatamente decretato dalle autorità polacche non c'è nessuna possibilità di accesso ai confini, quindi quello che sta accadendo lo sappiamo o per qualche testimonianza delle guardie di frontiera o di qualche persona che è riuscita a filtrare o di qualche straniero che riesce a darci delle informazioni, ma non abbiamo accesso diretto consentito legale a queste aree. Yeah, so basing on the testimonies of the migrants that they contacted organizations in Poland,
people on the Belarusian side were many times subjected to physical and psychological violence and distress. The conditions in these ad hoc camps were below any international standard. Secondo le testimonianze dei migranti che sono riusciti a passare, che sono riusciti a mettersi in contatto con le organizzazioni della società civile che tentano di aiutarli, le condizioni, diciamo, dei migranti, dei profughi che sono ammassati al confine belorusso dalla parte belorussa sono appunto che stanno in accampamenti al di sotto di qualsiasi minima condizione di dignità umana e che sono spesso vittime di violenze fisiche o psicologiche da parte delle guardie dei militari bielorussi. Mm-hmm. So some of the people that they were stuck on the border, they decided to go back to Minsk, but the attempts were initially blocked by the Belarusian officers. And while the Belarusian officers were making a constant, they were forcing the people that they stuck there to make a constant attempts to cross illegally the border with Poland. Sì. E diciamo, di fronte a questa situazione, molti hanno tentato di ritornare, dei migranti, dei profughi hanno fatto il tentativo di tornare verso Minsk o verso altre città della Bielorussia, ma sono stati costantemente spinti dalle forze di polizia, dalle forze militari al confine e spinti costantemente, più volte, a tentare di attraversare il confine polacco. Yes, so my main experience in working with people on the move is from supporting different people on the Balkan Road. And I remember that it was quite normal that during the winter seasons, the cold seasons, people stopped to migrate. Yes, people were searching for a safe place somewhere to just be able to live through these harsh months. And then they were trying to migrate again in the spring. But here the situation was different. Mm-hmm. Sorry. La mia esperienza, diciamo, nel seguire i migranti nella rotta balcanica è stata quella che durante gli inverni, che sono così freddi e tremendi, diciamo, per le persone, specialmente persone in queste condizioni, il flusso diminuiva o si esauriva perché le persone cercavano in qualche modo di trovare delle situazioni di fortuna che comunque li preservassero dalle peggiori condizioni climatiche. Casomai i flussi riprendevano verso la primavera. Yeah. So here the situation was different, and the Belarusian officers were constantly forcing people to cross the border. And then on the Polish side of the territory, one of the possible procedures made by the Polish guards was a pushback. So people were basically pushed back to the border and then forced to cross it again. And we have experiences of people, like testimonies of people that they were pushed back and forced to go back to Poland more than 20 times without any time for rest. Quindi diciamo la situazione in questo caso è diversa appunto perché i militari, le guardie di frontiera bielorusse spingono continuamente questi migranti ad attraversare illegalmente il confine della Polonia e dall'altra parte vengono mandati con la forza, con la violenza indietro verso la Bielorussia. E quindi io ho trovato persino situazioni in cui sono capitate persone, gruppi di migranti che sono 20 volte hanno attraversato il confine per entrare in Polonia e sono stati respinti verso la Bielorussia. Mm-hmm. So the biggest response towards this crisis came from the civil society and from different civil society organizations. La più grande risposta a questa crisi, nonostante le limitazioni poste dal governo, dalle autorità polacche, viene dalle organizzazioni della società civile polacca, da diversi tipi, diciamo, di organizzazione della società civile. So the way how they were trying to help, and they were helping and they are helping,
was that when someone or a group of people was luckily enough to cross the emergency zone, because the emergency zone I told you about in the beginning is strictly limited for any press, for any humanitarian organization, for basically for anyone that is not a resident of the emergency zone or the person that is having a work contract inside of the zone. Come abbiamo detto, il governo polacco ha stabilito una zona di emergenza che diciamo si estende per tutta l'area intorno al confine, e in questa zona di emergenza non può entrare nessuno, salvo ovviamente le autorità e le forze di polizia, che non sia legalmente residente in questa zona, quindi rendendo impossibile o comunque molto difficile il lavoro appunto delle organizzazioni della società civile. Quindi innanzitutto noi cerchiamo di aiutare quelli che sono riusciti, migranti, profughi, che sono riusciti a superare la zona e l'area di emergenza. Yeah, so the way how these organizations also local people are helping people on the move is that when somebody is successful enough to go outside of the emergency zone, he's sending or she's sending or a group is sending the location of them with the ask for some help like warm dry clothes or food, and then the activists are approaching the groups and trying to help them to conduct an aid intervention. Quindi diciamo cerchiamo in qualche modo di ricevere, raccogliere non ha usato questo termine, userei io, gli SOS che vengono dalle persone che in qualche modo riescono a superare la zona di emergenza. Cerchiamo di localizzarle e di capire immediatamente, ma si capisce di cosa hanno bisogno, quindi di portargli le cose per scaldarsi, per mangiare, in modo che in qualche modo intanto possano sopravvivere a queste condizioni estreme. Mm-hmm. So the idea of the Caritas Poland response towards this crisis was to create like a dense network of stocked warehouses that people can take, the people that they are going directly and helping people on the move. They can come to this warehouse and take anything they need for conducting this intervention. So I'm talking about the clothes, food, water, or like chemical warmers for the body. Sì, stiamo cercando di creare intorno alla zona di emergenza una sorta di rete di magazzini creati e riforniti dalle organizzazioni della società civile, in cui le persone che riescono a passare questa zona di emergenza possono andare e trovare le cose di cui rifornisti, dal cibo all'acqua, a qualcosa per vestirsi, per coprirsi, per affrontare il freddo, per potersi lavare, eccetera. Yeah. So since 2 months, we can see the big decrease in the number of the border crossing. The amount of the people that they were stuck on the Belarusian side also decreased. Probably the weather conditions are too demanding for anyone to cross. We know that some people came back to the country of the origin from Minsk. Many people succeed to go to Germany. There is more than 12,000 documented border crossing between Germany and Poland. Sì, negli ultimi 2 mesi stiamo assistendo a un calo, diciamo, dei passaggi delle persone che riescono a penetrare. È stato superato il picco. Una parte probabilmente ha cercato da Minsk o da altre parti di rientrare nei paesi d'origine, una parte è riuscita a filtrare dalla Polonia verso i confini con la Germania. Si calcola che nell'ultimo periodo nel confine tra la Polonia e la Germania siano transitate 12.000 persone. Yeah, and this decrease in the number of border crossing and basically all the mobility of refugees and migrants allow us, Caritas Poland, to focus all the activities on the support of the people that they are already in Poland. Allora il fatto che nell'ultimo periodo siano diminuiti gli attraversamenti in qualche modo ha consentito a noi organizzazioni della società civile polacche
di concentrare di più la nostra attenzione sulle persone che erano già riuscite ad entrare in Polonia. Mm-hmm. So right now we are organizing shipments of food and clothing to the centers for foreigners. We're having some adaptation programs and volunteer work for foreigners, and we also serve help in detention centers. Stiamo cercando di organizzare sia il trasporto, il trasferimento degli stranieri, sia le situazioni di, diciamo, aiuto alla formazione per le persone straniere che sono arrivate, sia, diciamo, di cercare in qualche modo appunto di favorire l'accoglienza di queste persone. Yeah, so I would like just to say one more thing. The last sentence is that actually right now there is a moment that it's more calm, but we are all waiting for the beginning of the warmer months. We are waiting for the beginning of spring to see what will happen there. And unfortunately, we are also looking to the border with Ukraine, and we are monitoring what is happening either on the territory of Belarus or on the territory of Ukraine. Sì, dice naturalmente, l'aveva detto anche prima, diciamo anche questa diminuzione del flusso, anche in questo caso è dovuta al fatto che siamo in una situazione molto drammatica dal punto di vista delle condizioni climatiche, del freddo, eccetera, però noi ci aspettiamo che possa esserci una qualche ripresa man mano che le temperature si alzano e la situazione climatica diventa meno proibitiva. E comunque noi stiamo anche cercando di monitorare quello che succede al di là dei confini, quindi in Bielorussia, e anche quello che può succedere o sta succedendo ai confini con l'Ucraina. Yes, so I'm happy to answer all the questions, and thank you, Leopoldo, for the translation. Sorry for my not good translation. Dice ovviamente che è disponibile a rispondere a qualsiasi domanda, e vabbè, mi ringraziava per la traduzione, ma questo non so se era meritato. Grazie. Sorry, maybe I can ask you, do you have an idea how many people now are in Polonia coming from Belarus? Yes, so we know that it's around 2,000 people staying in detention centers. They are from more than 50 countries, with the biggest group of residents from Iraq. Sorry, most this of them is are in Kurds. the official camp, but not in the official camp. There are other people. This was the data from the closed, like the detention center. So it's like a closed centers for foreigners that they are waiting for some procedure of international protection. That we don't have any access to the number of people that they are staying on the Belarusian territory. We know, for example, that there is one location. It's in Bruzgi, city of Bruzgi. It's on the side of Belarus. That more than 500 people still are staying there. But since few weeks, 8 organizations in Poland are not receiving any, or just receiving a little bit, not many, requests for help. Ok. Allora dice che gli avevo chiesto quante erano le persone arrivate in Polonia o che stavano in Polonia. Lui, se ho capito bene, mi dice che sono 2000 nei centri ufficiali di detenzione, quindi sono quelle che hanno presentato, stanno presentando domanda d'asilo. Non hanno informazioni precise su quello che succede in Bielorussia, sapevano che a Bruzhny c'era un altro centro, quindi in Bielorussia, Bruzhny, in cui c'erano almeno 500 persone, ma comunque ultimamente, negli ultimi giorni, non hanno più ricevuto grandi richieste di aiuto e quindi non sono in grado di avere, diciamo, altre informazioni oltre a queste che ci ha dato. Thank you very much. Thank you as well. Silvana, non so, sì, decidi tu come procedere. Thank you very much, Gregor. E grazie anche a Leopoldo per il supporto. Darei adesso la parola a Alessandra Moretti, eurodeputata del PD, magari per un aggiornamento
dal punto di vista delle istituzioni europee e anche per capire cosa possiamo fare noi, cosa possono fare i governi dei nostri paesi, come ci mettiamo insieme per affrontare queste situazioni drammatiche. Grazie Silvana, grazie alla CGIL Veneto, grazie allo SPI, CGIL Veneto, grazie per essere sempre molto attenti e sensibili nel promuovere una nuova cultura della cittadinanza che deve partire dal concetto di accoglienza, dal concetto di solidarietà, dal concetto di cooperazione. E grazie anche a voi, a Leopoldo, ma insomma a tutti gli amici della CGIL per aver ricordato David Sassoli e il suo impegno concreto, fattivo, per cambiare il volto dell'Europa e per spingere, promuovere all'interno di tutti i paesi europei dell'Unione una nuova cultura, un nuovo sistema di distribuzione, di accoglienza e di solidarietà vera e concreta. Io credo davvero che l'esperienza, diciamo, vissuta da ognuno di noi possa cambiare concretamente il senso delle nostre vite, del nostro impegno anche politico. Nel mio caso l'incontro con i migranti della rotta balcanica, con le donne attiviste afghane l'estate scorsa ha dato un senso diverso al mio impegno. Io recentemente, proprio una notizia che forse siete i primi ad avere, ho cambiato, sono riuscita ad entrare nella commissione esteri del Parlamento europeo proprio per seguire ancora più da vicino le dinamiche di cui lo stesso Gregor parlava adesso, dinamiche di natura internazionale che possono avere un peso però molto netto sulle vite di queste persone. Io credo che noi in Europa dobbiamo fare tutto di più, soprattutto di più, per allargare la platea dei diritti e per affermare il principio di uguaglianza e dello Stato di diritto. E dopo aver visto con i miei occhi che cosa succede ai confini con l'Europa, ai migranti e ai richiedenti asilo, dopo che ho sentito le voci disperate e terrorizzate delle attiviste afghane che chiedevano soccorso e aiuto, io ho ridato anche un nuovo senso alla parola femminista, per esempio. Oggi per me essere femminista significa dare voce a chi non ha voce, significa per me, per tutti noi che siamo nati nella parte fortunata del mondo, significa mantenere alta l'attenzione rispetto a situazioni devastanti che riguardano le persone, che riguardano donne e bambini, che sono nati nella parte sbagliata o nella parte meno fortunata del mondo. Una semplice constatazione che voglio condividere con voi. Noi viviamo in un mondo globale connesso. Noi con il nostro passaporto possiamo viaggiare liberi per cercare opportunità, per cercare lavoro, per cercare condizioni migliori per noi e le nostre famiglie. Come possiamo rimanere indifferenti di fronte al fatto che una parte considerevole, invece maggioritaria della popolazione mondiale non abbia questo diritto, o meglio, gli viene negato questo diritto? Ecco, quindi io credo che queste siano riflessioni che noi dobbiamo condividere con una maggioranza ampissima, ecco, dei nostri cittadini, e per fortuna gli italiani sono molto sensibili a questi temi. Prima Laura Stopponi citava la Grecia, citava il campo di Moira, di Lesbo, ma io ricordo anche quello che avviene al sud della Spagna, nella Manica, a Ventimiglia, tra la Polonia e la Bielorussia. Gregor adesso ce lo spiegava. Ecco, di fronte a tutte queste situazioni l'Europa continua a girare la testa dall'altra parte. Perché? Perché noi come europei continuiamo a basarci su un principio sbagliato, che è quello della difesa dei confini e quello della esternalizzazione della difesa di quei confini. A Strasburgo a novembre abbiamo discusso della situazione in Polonia e in Bielorussia, e in questa occasione di discussione la stessa Ursula von der Leyen, che io stimo molto,
ha però approcciato il tema dell'Ucraina, scusate, della Bielorussia in maniera molto, molto errata, insieme a Charles Michel. Cioè hanno espresso due esponenti importanti dell'Europa, hanno espresso solidarietà a Lituania, Lettonia, Polonia e garantito che l'Unione Europea agirà sì attraverso un supporto umanitario, ma che prevalentemente metterà a disposizione dei fondi per supportare sul campo diciamo, la difesa dei confini, cioè aumenterà i fondi a favore di questi paesi, compresa appunto l'Europa e la Polonia, scusate, affinché questa possa difendere ancora di più e meglio i suoi confini. Hanno affermato che hanno rimpatriato 432 persone irachene bloccate in Bielorussia. Il governo dell'Iraq infatti ha organizzato voli di rimpatrio per gli iracheni che scelgono di lasciare il confine tra Bielorussia e Polonia e tornare indietro. Ma ovviamente questi iracheni non hanno scelto di ritornare in Iraq. Diciamo che sono state, bloccate al confine in quel modo che conosciamo benissimo, e a loro è stato detto o rimani nei boschi con il rischio di morire assiderato oppure torni indietro senza possibilità alcuna di chiedere protezione. Quindi sostanzialmente l'Unione Europea triplicherà i fondi a disposizione di questi paesi per difendere le frontiere e hanno ribadito anche l'intenzione di fare qualsiasi cosa, appunto, e quindi agire anche con le armi, come di fatto sta già facendo la Polonia, per prevenire l'immigrazione definita illegale. Ecco, io credo che queste posizioni siano contrarie alle regole e ai principi contenuti nei nostri trattati. Voi sapete che l'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ad ogni persona che raggiunge il territorio europeo garantisce protezione, garantisce il diritto di chiedere protezione e l'articolo 19 vieta espressamente ai paesi europei di effettuare respingimenti collettivi di persone. Quindi vediamo che questi due principi espressi dalla Carta dei diritti fondamentali vengono costantemente violati anche da parte di paesi che fanno pienamente, parte dell'Unione Europea. Vedi la Polonia, non parliamo di Bosnia e di Croazia, dove appunto la Croazia pone quotidianamente in essere respingimenti violenti e illegali. Secondo le ultime stime, in Bielorussia si trovano circa ai confini, tra la Bielorussia e la Polonia si trovano circa 17.000 fra migranti e richiedenti asilo, 2.000 al confine con la Polonia e 15.000 nel resto del paese. Quindi sono migliaia di persone, non è, come diceva prima giustamente Laura Stopponi, non è la cosiddetta invasione descritta da Salvini, ma si tratta di migliaia di persone che potrebbero essere benissimo distribuite tra i 27 paesi europei e gestite e controllate in maniera civile. Ovviamente anche lungo la rotta balcanica si parla di circa 15.000 persone che vivono nei campi ufficiali. Voi sapete che noi come delegazione, veniva ricordato prima, delegazione del Partito Democratico qui in Europa, siamo stati 2 volte lungo la rotta balcanica, a gennaio e a ottobre del 2021. Abbiamo visitato il campo di Lipa e appunto, come voi sapete bene, questa visita ha destato uno shock profondo perché prima è stata usata una parola corretta, sono campi non di accoglienza ma veri campi di concentramento. Sono campi circondati da del filo spinato, senza acqua potabile, senza riscaldamento, soltanto per circa 900 ragazzi adulti, ragazzi grandi, ci sono circa 10 docce, 15 bagni chimici. Sono ragazzi che provengono da Iran, Pakistan, Afghanistan prevalentemente, quindi avrebbero tutto il diritto di chiedere l'asilo perché provengono da paesi dove appunto vengono negate le libertà o dove ci sono situazioni di carestia o povertà.
diciamo che la situazione del campo di Lipa peggiora con l'incendio di cui Laura Stopponi parlava prima. Grazie a Caritas, Ipsia viene, diciamo, realizzato un campo tendato, quello che appunto vi ho descritto prima, e grazie alle pressioni che anche noi deputati europei diciamo abbiamo fatto, è stato realizzato invece un campo diverso. Ve lo dico perché l'ultima volta, appunto a fine ottobre del 2021, noi ci siamo recati a controllare proprio lo stato di realizzazione, di avanzamento di questo campo. Perché? Diciamo che questo campo è stato completamente rinnovato, sono stati realizzati all'interno di questo campo, diciamo, posizionati dei container che ospiteranno fino a 6 migranti massimo per ciascun container. Tenete conto che prima nel campo tendato, dentro una tenda ci stavano fino a 30 migranti. Il campo nuovo ospiterà circa 1500 persone in transito in 2 sezioni separate per le famiglie e i minori non accompagnati. Molti dei migranti, come saprete, si rifiutano però di stare all'interno di questo campo, dove è stata, diciamo, grazie a le ONG, la Croce Rossa e Ipsia, realizzata anche una mensa, quindi uno stabile dedicato alla mensa molto grande e molto accogliente, ma appunto molti di questi migranti non vogliono stare all'interno di questo campo organizzato perché preferiscono stare nel bosco, appunto nella foresta di Boina, perché più vicini al famoso confine, cioè stando all'interno di questi edifici, di questi fatiscenti, di queste vecchie case, o fabbriche abbandonate in condizioni precarie sia dal punto di vista, diciamo, alimentare che sanitario, però possono tentare il famoso the game, cioè il famoso gioco, tra virgolette, che consente loro di provare ripetutamente, anche per decine e decine di volte, di superare il confine e di entrare in Croazia e quindi arrivare in Europa. Questo tentativo però spesso viene bloccato da questi respingimenti brutali. Avvengono qui purtroppo ad opera della polizia croata pestaggi brutali, torture, respingimenti collettivi, vengono picchiati questi ragazzi, queste famiglie, questi bambini, derubati dei pochi soldi, vengono denudati, vengono tolte loro le scarpe e rimandati ogni volta lontano da quel confine. Poi purtroppo, come ricordava Gregor, ciò che succede ovviamente in Polonia, vengono criminalizzate le organizzazioni umanitarie e quindi anche chi tenta di aiutare queste persone lungo questi confini rischia il carcere perché il soccorso viene criminalizzato. Ovviamente i migranti sono considerati soprattutto in Polonia carne da macello, sono ingannati ovviamente dal regime di Lukashenko che mira evidentemente ad alimentare un conflitto con l'Europa e così ovviamente dall'altra parte abbiamo un altro dittatore che è appunto il premier polacco che ha alzato un muro di filo spinato, che usa idranti di acqua gelida, usa dello spray al peperoncino sugli occhi dei bambini e quindi ostacola anche qui ogni forma di soccorso e anche di informazione, perché gli stessi giornalisti vengono allontanati da quei luoghi. Ora, prima è stato detto molto bene, la risposta necessaria e concreta per questa emergenza dovrebbe essere non solo la riforma dell'accordo di Dublino, ma quella di creare canali legali di accesso all'Europa, corridoi umanitari per le situazioni più drammatiche e dopo una redistribuzione organizzata tra tutti i Paesi membri. L'accoglienza diffusa è il sistema che spesso l'Italia ha adottato e riscrivere un nuovo patto per l'immigrazione e del diritto all'asilo. Ovviamente però c'è un problema e vado verso la conclusione. Il problema è che voi sapete su questi temi
c'è la necessità di ottenere l'unanimità tra tutti gli Stati membri, cosa impossibile. Se noi andremo alla ricerca dell'unanimità tra tutti gli Stati membri, non avremmo mai una riforma del Trattato di Dublino, non avremmo mai un nuovo patto sull'immigrazione e tutto il peso dell'accoglienza graverà solo su alcuni paesi, quelli più vicini ai confini. Pensiamo all'Italia con il confine di Trieste, ma con l'isola anche di Lampedusa, pensiamo a Malta, alla Spagna, alla Grecia e via dicendo. Purtroppo questo è un grandissimo problema su cui noi stiamo discutendo ormai da mesi con la riforma dei trattati. Io credo che la necessità di superare ormai il veto da parte di alcuni paesi sia assolutamente necessario e dobbiamo procedere con la cosiddetta cooperazione rafforzata e abbandonare il principio dell'unanimità. Per una vera democrazia europea è quindi necessario abolire il diritto di veto e attribuire poteri diretti al Parlamento europeo anche in politica estera. Questo è un altro tema fondamentale. L'Europa non è dotata di una sua politica estera, l'Europa non è dotata di un suo esercito che possa andare lungo quei confini e difendere i valori europei e lo Stato di diritto. Ovviamente sappiamo che questo è molto difficile, ma diciamo è una situazione che va sbloccata. Ultima nota dolorosa è quella dell'Afghanistan. Voi sapete che la situazione in Afghanistan è una situazione devastante che peggiora ogni giorno. Secondo le Nazioni Unite è in atto in Afghanistan la più grave crisi sanitaria mai vista, non c'è pane, aumenta la criminalità, le rapine e i rapimenti sono quotidiani, cresce la minaccia terroristica e ovviamente per le donne e gli attivisti sta diventando sempre più pericoloso vivere in quei luoghi. La malnutrizione a Kabul e nei centri e nelle zone rurali, pensate, ancora peggio. Dopo la presa di potere da parte dei talebani ovviamente sono diminuiti, sono stati bloccati, anche se adesso ripartiranno i flussi, diciamo, di denaro da parte degli altri paesi, compresa l'Europa, ma milioni di persone soffrono la fame e purtroppo tra questi ci sono tanti bambini. Noi apriremo la prossima settimana una settimana dedicata all'Afghanistan. Io sono stata invitata a partecipare a questo incontro con una delle politiche più in vista afghane, attiviste, che è ospite nostra qui dalla prossima settimana e affronteremo il tema dell'Afghanistan a 360 gradi per una settimana intera e quindi magari su questo ci possiamo risentire per organizzare magari un focus proprio sul tema Afghanistan che credo vi stia molto a cuore. Dal 14 di agosto io personalmente e ovviamente altri hanno fatto la loro, comprese le organizzazioni umanitarie, ma grazie alla Farnesina, grazie ai nostri diplomatici, io sono riuscita a portare in salvo 30 donne afghane, molte di queste sono ospitate in Italia, alcune di queste anche in Europa e stiamo vedendo se è possibile organizzare un momento, diciamo, di riflessione anche con loro, perché sono tutte ragazze molto giovani che però continuano a seguire il dramma che altre giovani donne stanno vivendo e che perché non sono riuscite ovviamente a fuggire, a essere messe in salvo e quindi anche su questa tematica siamo sempre pronti a condividere con voi idee e modi, ovviamente, strumenti per poter dare una mano. Grazie. Grazie anche all'eurodeputata Alessandra Moretti che ci ha dato un quadro esaustivo, ma purtroppo, come dire, anche di estreme criticità legate al funzionamento dell'Unione Europea, a quello che è venuto avanti in questi anni in termini di politiche, appunto, come dicevamo anche all'inizio, populiste e nazionaliste che ci hanno visto chiuderci sempre più in noi stessi invece di guardare all'esterno, con una pandemia che ha incrociato tutte queste situazioni e che non ha fatto che rendere ancora più drammatica la situazione. Grazie anche per aver richiamato
i molti fronti di crisi umanitarie che sono aperte in Europa ma anche nel mondo, e giustamente anche il tema dell'Afghanistan, sul quale davvero ci deve essere anche qui l'impegno di tutte e tutti noi perché quei riflettori non si spengano mai. Dall'altra parte vediamo, come dire, i resoconti, i report di organizzazioni importanti. Solo per fare una battuta, perché non abbiamo il tempo e lascio la parola a Leopoldo, poi abbiamo appunto rapporti che ci dicono che ogni 26 ore c'è un nuovo miliardario e contemporaneamente ci sono queste situazioni. Quindi una redistribuzione a livello globale forse aiuterebbe tutti noi anche a superare la pandemia. Vi ringrazio ancora, non so se ci sono domande per i nostri ospiti, non so se ne sono arrivati dalla rete. Io allora lascio la parola a Leopoldo Tartaglia del Dipartimento Internazionale dello SPI-CGIL nazionale, che ha il compito di chiudere queste nostre riflessioni. Lo ringrazio ancora anche per il supporto che ci ha dato nella traduzione. No, sono io che ringrazio voi, ringrazio ovviamente tutti i nostri ospiti, in particolare Grigor e l'eurodeputata Moretti, ma ringrazio lo SPI e la CGIL del Veneto per questa iniziativa, perché appunto questa iniziativa ne segue altre che dimostrano non solo la sensibilità ma anche la continuità nell'affrontare con determinazione questi temi. Voglio anche ricordare che in genere voi nel Veneto siete fra i primi a partecipare anche a tutte le iniziative, diciamo, pacifiste di distensione, di cooperazione. Qualche giorno fa c'è stata, diciamo, la celebrazione del primo anniversario della firma all'ONU del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, il trattato che l'Italia, come tanti altri trattati, non ha firmato, e so che nel Veneto ci sono state parecchie mobilitazioni. Così, e voglio dire, poi è importante questa iniziativa anche concreta che voi state facendo, e naturalmente cercheremo di seguire a un livello anche più ampio nazionale, se ci riusciamo, questa vostra iniziativa e questo vostro esempio. Così come vorrei unirmi al ricordo e all'omaggio che faceva da ultima l'onorevole Moretti del presidente Sassoli, che sicuramente è stato sempre attento a questi temi, ha dato un impulso importante perché il Parlamento europeo vigilasse e cercasse di cambiare l'orientamento della Commissione e del Consiglio europeo sulle politiche migratorie, e la sua perdita, oltre che grave da un punto di vista personale, è anche da un punto di vista politico. Avete detto più o meno tutto, quindi non dirò nulla di originale, cercherò di cogliere alcuni elementi. La prima cosa che mi verrebbe da dire è questa, cioè giustamente noi abbiamo nel corso degli interventi particolarmente focalizzato la situazione della Polonia, dei paesi dell'est, di Lukashenko, dittatore bielorusso. Però purtroppo dobbiamo riscontrare che questa, diciamo, distinzione che si poteva prima definire fra i populisti e non, il blocco di Visegrad, eccetera, e molti altri governi europei, drammaticamente non regge, cioè è l'insieme delle politiche europee che non funziona. È stato detto molto bene e meglio di quanto lo possa dire io dall'onorevole Moretti, e lo dimostrano alcune cose, cioè noi siamo usciti trionfalmente, si potrebbe dire, dell'89 con il crollo del muro di Berlino, ma se guardiamo anche fuori dall'Europa, da allora ad oggi ce ne sono 70 di muri nel mondo, la maggior parte di questi proprio contro i migranti, e ce ne sono 14 in Europa, molti dei quali muri che possono essere muri veri e propri, come di cemento armato, chiamiamolo, come quello che sta per costruire la Polonia, probabilmente con una parte di quei fondi di cui parlava prima l'onorevole Moretti, o comunque recinzioni di filo spinato elettrificato e con le guardie di frontiera con i mitra spianati, che per 1000 chilometri intorno e dentro l'Europa, perché giustamente, come si diceva prima, abbiamo il respingimento
ai confini della Polonia e della Lettonia e della Lituania verso la Bielorussia, ma abbiamo i respingimenti dalla Croazia alla Bosnia, abbiamo quello che accade fra la Grecia, la Bulgaria e la Turchia, abbiamo il nostro Mediterraneo che è diventato un'ecatombe di morti, ancora in questi giorni ce ne sono state decine, abbiamo quello che succede a Ceuta e Melilla, abbiamo quello che succede dall'altra parte del mare verso la Spagna, abbiamo lo spostamento delle frontiere fin dentro l'Africa quasi subsahariana, il Niger. Stamattina c'è stata un'altra iniziativa della CGIL, quella della rete della rete sindacale dei migranti del Mediterraneo e dell'Africa subsahariana, in cui un sindacalista del Niger diceva come la situazione è che appunto ci sono truppe europee che controllano i confini del Niger non in funzione di magari anche quello, ma principalmente anti-Daesh, anti-Al-Qaeda, eccetera, ma in funzione anti-migranti. Allora c'è un cortocircuito, c'è una differenza, un iato, un gap enorme fra la Europa ideale, quella che è scritta nei trattati, quella che è scritta nei valori costitutivi dell'Europa, e l'Europa reale, quella dei comportamenti concreti di ogni giorno di tutti i governi. Nella questione dei respingimenti non dimentichiamoci che c'è anche l'Italia nei confronti della Slovenia, ma non dimentichiamoci che c'è la Francia a Ventimiglia, o appunto c'è la questione già stata citata della Manica, ora la Gran Bretagna è fuori dall'Europa, ma la sostanza è sempre quella, quindi una fortezza sempre più chiusa su se stessa, che respinge e che tradisce i suoi principi, i suoi trattati, i trattati e il diritto internazionale. Cioè, di fatto il diritto d'asilo è messo costantemente in discussione in Europa. Adesso abbiamo parlato appunto di questi brutali respingimenti fra Polonia e Bielorussia, come gli altri che sono stati citati giustamente dall'onorevole Moretti, ma c'è un network, grande lode alla società civile della quale ovviamente anche noi facciamo parte. C'è un network di organizzazioni di 6 paesi europei, Protecting Rights at Border si chiama questo progetto. Per l'Italia partecipano fra gli altri l'ASGI, l'Associazione di Studi Giuridici sull'Immigrazione, che ha fatto un suo studio sulla base ovviamente delle testimonianze che si possono raccogliere, secondo il quale da gennaio a novembre dello scorso anno sono stati 11.901 i respingimenti singoli e collettivi accertati in tutti i confini esterni ed interni, perché questi conteggiano per esempio appunto anche quelli della Francia a Ventimiglia e in altri passi alpini dove i migranti tentano, anche lì con numerosi casi di morti, di passare. E proprio stamattina ho letto un comunicato della neonata Agenzia Europea per l'Asilo, quella che ha sostituito l'EASO, che in qualche modo lanciava una sorta di allarme, perché sarebbero in crescita, anche se non raggiungono mai i picchi che avevano raggiunto nel 2016, le richieste d'asilo nell'insieme dei paesi europei. Anzi nella cosiddetta UE+, cioè ci sono altri paesi tipo la Norvegia e qualche altro, la Turchia, che non sono direttamente paesi europei ma che vengono conteggiati in queste statistiche, diciamo così. Allora a novembre sono state 71.400 le richieste d'asilo. Contemporaneamente nello stesso mese in tutti i paesi considerati erano state solo 45.500 le decisioni assunte, e di queste decisioni solo il 40% erano decisioni favorevoli al riconoscimento dell'asilo o di altre protezioni umanitarie nei confronti dei migranti. Ma però se guardiamo per alcune nazionalità, per gli afghani questa percentuale è del 92%, per i siriani era il 91%, per gli etiopici l'87%, e se guardiamo a quelli che sono respinti alle frontiere, cioè una buona parte vengono proprio da questi paesi, cioè scientemente noi nel senso delle autorità di questi paesi, delle autorità europee, sappiamo che sono cittadini a cui nel 90% dei casi riconosceremo l'asilo, ma li espelliamo, li respingiamo, gli impediamo di entrare, contravvenendo non solo ad ogni
minima questione umanitaria, ma al diritto internazionale, al diritto europeo. Cioè questa purtroppo è l'Europa reale, e non bastano gli sforzi di tanti parlamentari europei, o forse anche della maggioranza del Parlamento europeo, perché si scontrano non solo sulla questione dell'unanimità con i governi europei, quindi col Consiglio europeo e con la Commissione. Laura Stoppani citava giustamente quanto sta facendo la Danimarca. La Danimarca ora è guidata da un governo socialdemocratico, cioè il paradosso, il cortocircuito è che per non far vincere i sovranisti stiamo applicando le stesse politiche dei sovranisti, con l'ulteriore, come si può dire, paradosso e cortocircuito, che in nome del sovranismo esternalizziamo le frontiere, cioè sottoponiamo, oltre ad una politica disumana, disumanitaria e contraria alle norme internazionali, ci sottoponiamo al ricatto dei dittatori di turno, perché questa volta è stato Lukashenko, ma prima era stato Erdogan, a cui diamo fiori di quattrini, perché i migranti o sono quotidianamente le milizie libiche che noi abbiamo travestito da guardia costiera, a cui diamo le motovedette e quant'altro, o era stato, per quanto riguarda la Spagna, il Marocco, che a un certo punto, rispetto a politiche che gli spagnoli volevano fare verso il Sahara occidentale, ha aperto i cancelli a Ceuta e Melilla. Cioè è un assurdo sotto ogni punto di vista, ripeto, prima di tutto è una questione umanitaria e di rispetto dei diritti umani fondamentali, ma poi è anche politicamente assolutamente assurdo, ed è ancora di più controproducente se pensiamo a che cosa è il nostro paese, ma il nostro continente, un continente in declino demografico, un continente, una serie di paesi in cui c'è bisogno dell'immigrazione. Certo, c'è bisogno di un'immigrazione regolare, ma come è stato detto, se non c'è nessun canale di accesso regolare all'Europa, ai paesi europei, non potrà che esserci come unico tentativo quello pericoloso, mortale, mortifero e drammaticamente poi represso da noi stessi, che è quello di tentare di passare i confini con i mezzi che sono a disposizione, con mezzi di fortuna, in una maniera assolutamente disastrosa. Quindi bisogna cambiare totalmente la politica migratoria dell'Unione Europea e ridare senso al diritto d'asilo, che ovviamente è riconosciuto appunto da tutti i trattati internazionali ed è riconosciuto dagli stessi trattati europei. Non so dare ovviamente una risposta. Diceva giustamente all'inizio Silvana, facendo giustamente ancora un riferimento alla giornata di ieri, naturalmente senza nessun parallelo, ma su questo punto bisogna rompere l'indifferenza. Cioè in questo paese noi siamo passati dal fatto che per un discreto numero di anni e con un apice diciamo fra il 17, 18, 19 siamo stati, una parte di noi, perché una parte di questo paese l'ha cavalcata, vittime di un'incessante campagna sulla questione appunto dell'invasione e additando il migrante, il profugo a nemico. In qualche modo, non lo dico forse per noi, ma insomma anche per l'opinione pubblica democratica di sinistra, ci siamo accontentati del fatto che adesso non c'è più la caccia all'immigrato, perché nel frattempo è arrivato il Covid, ma il problema è rovesciarla questa politica, fare una politica attiva dell'immigrazione, fare una politica attiva dell'accoglienza, mettere in rilievo tutto quello che di positivo il fenomeno dell'immigrazione comporta per paesi come i nostri, e ripeto, non voglio qui tornarci, ma a partire dalla questione della grave crisi demografica. E quindi io penso che appunto iniziative come queste sono assolutamente lodevoli, dovremmo farne molte di più dal punto di vista di rispondere a emergenze che sono emergenze non per l'Europa, non per i paesi. La crisi ai confini con la Bielorussia si sarebbe risolta in 5 minuti se avessimo accolto i primi 10.000 che erano lì, o appunto se accogliessimo tutti i 17.000 che ci sono. Non c'è nessuna ragione perché una Unione Europea con 450 milioni di abitanti non possa dare una accoglienza dignitosa e positiva per tutti a 17.000 persone, come a 100.000, come io penso tranquillamente a 1 milione di persone all'anno.
Allora il problema appunto però è che noi dobbiamo diventare soggetti, lo facciamo già, non sto facendo, scusatemi se sembra un predicozzo, lo facciamo già, ma dobbiamo quotidianamente trovare e portare avanti e propagandare e ragionare con le nostre persone, organizzare iniziative che propongano la via positiva dell'immigrazione come soluzione a molti dei nostri problemi, non come problema, o meglio, certo che è un incontro di culture, certo che è un incontro di persone, certo che le persone che vengono sono diverse, però ovviamente noi abbiamo tutti gli strumenti, possiamo avere tutti gli strumenti per creare un circuito virtuoso e non vizioso. Mi sembra, qualcuno diceva, ogni volta ci troviamo impreparati. No, purtroppo non è che siamo impreparati, è che non vogliamo prepararci, è che abbiamo scelto la via del respingimento e non la via dell'accoglienza. Il patto sull'immigrazione proposto dalla von der Leyen all'inizio della sua legislatura, chiamiamola così, si è ridotto nel fatto che la solidarietà fra paesi europei consiste nel fatto che chi non accetta di accogliere paga i respingimenti dei paesi più esposti nelle frontiere, che in questo caso sono quelli, se vogliamo, del sud, quelli mediterranei, ma non solo, come vedremo. E tra l'altro dobbiamo anche essere un po' lungimiranti per noi, come dicevo prima, e cioè che l'immigrazione è per noi una risorsa positiva, ma lungimiranti rispetto a quello che sta succedendo. Cioè ci sono venti di guerra dappertutto, parliamo poco dell'Africa subsahariana, io però non so, nel Sudan non è che le cose stiano andando bene, in Mali non è che le cose stiano andando bene, non so se in Etiopia la crisi e la guerra è del tutto risolta. Per esempio un'altra bella quota di profughi in arrivo in Europa sono appunto quelli di richiedenti asilo, sono quelli dall'Eritrea, per dire, no, ma poi avremo ovviamente noi ci battiamo perché no, ma quello che sta succedendo alle porte dell'Europa con l'Ucraina e i cambiamenti climatici, cioè non è che siamo di fronte ad una situazione appunto in cui le persone, anche se noi vorremmo che non si muovessero, non si muoveranno. E come diceva giustamente Silvana all'inizio, non c'è nessuna invasione, parliamo del 3,5% della popolazione mondiale, parliamo del fatto che l'80% dei profughi sono accolti nei paesi limitrofi o nei paesi stessi in cui si sono determinati fenomeni di conflitto, di guerra o di situazioni, disastri climatici o quant'altro. E quindi voglio dire, abbiamo tutti gli strumenti per fare politiche di accoglienza rispettose della dignità umana, rispettose dei diritti umani, rispettose del diritto internazionale, rispettose dei trattati europei, rispettose dei nostri stessi interessi economici e sociali in una prospettiva che non sia quella del voto di domani mattina, beh, non si capisce perché dobbiamo regalare e abbiamo regalato appunto ai sovranisti, ai populisti e ai nazionalisti questa cultura della chiusura delle frontiere, oltretutto appaltandola, ripeto, a autocrati, se non vogliamo usare il termine dittatori, ma autocrati ben noti, ben conosciuti. Il nostro stesso primo ministro Draghi ha detto che Erdogan è un dittatore, però è un dittatore che ci serve. Ecco, allora io penso che noi dobbiamo uscire da questa situazione e ovviamente dobbiamo uscire da questa situazione con un altro elemento che giustamente è stato più volte ricordato, cioè qui gli stati sono assenti, chi sta dando una risposta dignitosa, civile, solidale, ma necessaria per tutti, sono le organizzazioni della società civile, che non possono in nessun modo essere criminalizzate, come invece si sta facendo in vari modi, dalle ONG che fanno il recupero e il soccorso in mare, a quelle che intervengono ai confini, a quelli che aiutano l'interno, a quelli che fanno, e non sono i trafficanti di esseri umani, che fanno il passer al confine fra l'Italia e la Francia. Quindi sono tutte, diciamo, persone e organizzazioni che meriterebbero invece di essere portate, scusate il termine, in palmo di mano e non messe all'angolo o addirittura represse. Ecco, io penso, e mi scuso se l'ho fatta un po' pappardellosa, che noi dobbiamo, e vi ringrazio ancora, continuare a denunciare queste situazioni, continuare ad aiutare chi sul campo si muove con tutte le difficoltà che trova, e quindi grazie alla Caritas e grazie alla Caritas polacca e alle altre associazioni della società civile che si stanno muovendo in Polonia. Dobbiamo noi stessi
aumentare sempre più le nostre capacità di politiche concrete a favore dei migranti, qui noi cerchiamo di fare il massimo possibile perché siano rotte tutte le politiche discriminatorie che anche noi facciamo nei confronti di migranti, a partire dalla prima questione che su 5 milioni di stranieri e su 3 milioni e mezzo di non comunitari che sono in Italia, 1 milione sono ragazzi e molti dei quali sono nati in Italia. È possibile che non riusciamo a modificare la legge sulla cittadinanza in maniera tale che questi diventino a tutti gli effetti cittadini italiani? Ancora, e chiudo su questo, appunto abbiamo subito per anni e anni tutta questa propaganda sull'invasione, il risultato è che negli ultimi 2 anni il nostro paese, gli ultimi 2 o 3 anni, da 60, quasi 61 milioni di abitanti, è arrivato a 59,5 e la prospettiva è che nel 2030 saremo 55 milioni e ovviamente è viva, l'età si allunga, l'età media, l'aspettativa di vita si allunga, siamo più anziani, ma saremo sempre più anziani, con meno giovani e con meno, scusate questo termine, forza lavoro disponibile. Questo è un problema e a fronte di questo noi facciamo morire la gente in mare. Certo, diciamo, uno che ci vedesse da fuori, un marziano, probabilmente non capirebbe perché facciamo questo. Ecco, noi abbiamo il compito di continuare a insistere, intanto per convincere tutti i nostri concittadini, anche dentro le nostre organizzazioni sappiamo che il tema è delicato, che bisogna appunto cercare di dare elementi razionali per capire che cosa sta succedendo e per capire quali sono i nostri interessi, per capire qual è poi il senso della solidarietà fra le persone. C'è chi è solidale partendo dai principi cristiani, religiosi, chi è solidale partendo, scusate se uso un termine desueto, da principi di classe o comunque dal fatto appunto che quanto lavoratori vogliamo avere gli stessi diritti. Ecco, questo noi lo dobbiamo portare avanti, dobbiamo farlo, e vi ringrazio per l'ennesima volta con queste iniziative, dobbiamo farlo con caparbietà. Sarà un percorso lungo, ma questa è l'unica strada. Purtroppo ci saranno ancora tante persone che faremo morire perché non saremo riusciti in tempo a cambiare queste politiche, ma questa è la strada per il futuro, non ce ne sono altre. Grazie. Grazie Leopoldo. Ora vorrei salutare tutti i nostri ospiti che ringrazio ancora davvero per la partecipazione, per i contributi, per averci dato uno sguardo insomma anche al di là della drammatica situazione al confine bielorusso, perché purtroppo, come insomma abbiamo capito, queste situazioni attraversano tutta l'Europa e anche tutto il mondo. Volevo dire solo 2 cose e credo che la contraddizione più grande che rappresentava anche l'eurodeputata Moretti è un mondo globale connesso nel quale le merci, i beni, profitti non devono avere confini e devono poter circolare liberamente, e in contraddizione invece con i muri, i fili spinati e gli ostacoli che mettiamo invece alla circolazione delle persone, che dovrebbero essere insomma la vera ricchezza di tutta la nostra società. Su questo credo che l'impegno di tutti noi deve continuare a essere pressante e presente su tutte le situazioni, tutti i tavoli, con tutte le iniziative che saremo sempre in grado di mettere in campo e che proveremo a mettere in campo, a partire, come dicevo, dal linguaggio, perché è un elemento importante e culturale. Ricordo che servono anche contributi concreti e per questo come CGIL SPI del Veneto stiamo facendo questa raccolta di fondi all'interno delle nostre strutture, ma a chi ci ascolta, a chi è collegato con noi, ricordo anche che sul sito della Caritas si trovano i riferimenti per dare dei contributi, perché qualsiasi contributo, anche il più piccolo, è importante per aiutare e per aiutare queste organizzazioni che si spendono poi sul territorio, e quindi poi faremo insomma avere a Caritas questo nostro contributo che stiamo ancora
raccogliendo. Ancora davvero grazie a tutti, grazie insomma al lavoro che abbiamo fatto insieme CGIL SPI, che facciamo costantemente e quotidianamente, che ci vede impegnati e ci vedrà impegnati in questi temi. Grazie ancora davvero a tutti e a tutte. Grazie, arrivederci. Grazie, Thank you, Gregor. Thank you very much. Thank you, Laura. And thank you, Ciao, everybody. grazie. Ciao Gregor, grazie a tutti, Leopoldo, Laura. No, grazie a voi. Grazie, Le donne della arrivederci. CGIL, grazie.